Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Buongiorno a tutti i brasiliani e a tutti i veneti. Questo è il tempo più felice dell'anno, il Natale. E il Natale è arrivato anche a Santa Felicidade. E parlando di Natale, guarda solo che freddo, Dio mio, andiamo a guardare dalla finestra, vedere come che c'è là fuori. Guarda solo quanta neve, quanto gelo, Dio mio. Ecco, a 40 fa caldo. Davvero, qua in Brasile c'è verano e non c'è niente freddo, là fuori che c'è il sole, è caldo. Uff, così c'è meglio. E tutti vanno a praia. Ma parlando di Natale, c'è tante tradizioni al mondo. C'è l'albero di Natale, il panettone, il Babbo Natale, il presepe, la stria, la slitta di Babbo Natale e tante altre robe. Ma certamente i più famosi sono il Babbo Natale, che sti anni diceva che era un vescovo polacco e adesso che ha cambiato storia, adesso è un vescovo turco, tutti i casi così della storia. Che l'altra tradizione è il presepe di San Francesco di Assisi. Questa per me è la più bella tradizione, il presepe, che fa ricordare quanto ha patito il bambinello per venire a questo mondo. E se ho fatto questo video per salutarvi e desiderarvi un buon Natale e un buon principio, vou mostrare le chiese che sono andato per vedere i presepi. La prima chiesa che sono andato è stata di San Brás. Di San Brás e il presepe là fuori e era un presepe grande e bello. Guarda solo qua. La seconda chiesa era quella di Nossa Senhora de Lourdes a Campo Comprido. Là i due presepi, uno renta a chiesa e che altro là fuori. Tutti e due ben fatti. Quello di dentro, che potete vedere qui, e anche a chiesa di Massabela, e quello di fuori, che è questo qua. Dopo sono andato alla chiesa di San Giuseppe. Là è un poco scuro, renta a chiesa. Allora non ho potuto fare una fotografia d'accordo. Ma guarda solo, anche là un bel presepe. Da là sono venuto a Santa Margarida, che a chiesa era sarà. Dopo sono andato a Orleans anche a chiesa era sarà. E dopo sono venuto a Santa Felicidade. Santa Felicidade ha fatto il presepio che ho catato più bello. Ma era uno che aveva di cittadinanza qua di Santa Felicidade, che è proprio bello, è tutto bianco e verde, è tutto naturale, pieno dell'erba, e quello che mi ha piaciuto è che c'è una statua di San Francesco che guarda la Sacra Famiglia. È come se fosse una persona del futuro guardando il passato. E questo mi ha piaciuto, somigliava che fosse che guardava con amore del cuore. Bom, questo è stato questo breve video che avevo fatto. E anche per l'anno nuovo. Sti anni che era la tradizione del buon di buon anno, onde noi piccoli andavamo a casa dei parenti, dei conoscisti e là domandavano buon di buon anno e allora te guadagnavi un testone o due, era a casa dei parenti, te guadagnavi un poco di più
e a casa dei nonni anche. E era una falta di rispetto se non andavi a casa dei nonni e dei zii. Ma gli italiani, c'è un versetto che dizia dell'iscomissio, che adesso nessuno più si ricorda. Il versetto è così. Buon dia e buon anno, buon capo dell'anno, buone feste e buone minestre, buoni capuni, na borsa d'oro e na d'argento. Demi una buona mano che sia incontento che sia, demi una buona mano che vado via. Bom, questi sono i miei desideri di un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti. Mille grazie.